Buonasera a tutte e a tutti, io sono Sonia Bella, sono una pedagogista, mi occupo da tantissimi anni di educazione di genere, formo educatori e educatrici, insegnanti, genitori e ho lavorato tanto all'interno delle scuole di ogni ordine e grado in Italia. Per il Comune di Milano, per questo sono qua, ho tenuto un corso di formazione per le educatrici dei nidi e delle scuole dell'infanzia proprio sulla decostruzione degli stereotipi di genere. Perché, e così entro nella seconda domanda, è molto importante decostruire gli stereotipi di genere che in Italia sono molto presenti in tutta, come dire, le dimensioni culturali, nei libri per l'infanzia, nelle pubblicità, all'interno delle relazioni familiari, nei gruppi dei pari e sono, come dire, delle gabbie che non permettono ai bambini e alle bambine di potersi esprimere in tutte le loro potenzialità. Per cui l'idea è proprio quella di fornire un paio di occhiali per riconoscerli e per provare, all'interno soprattutto del lavoro educativo, a decostruirli e ad offrire altre opportunità. Con le insegnanti abbiamo fatto proprio un lavoro, abbiamo lavorato prima su di noi, abbiamo riconosciuto i nostri stereotipi e come ci siamo formati il nostro ruolo di genere, lo abbiamo poi riletto in chiave educativa e poi siamo entrate nel nostro lavoro nelle classi e abbiamo provato a cogliere quali erano gli aspetti sui quali si potevano incidere dei piccoli cambiamenti. Ecco, questo è un po' quello che abbiamo fatto. Fondamentale lavorare con i bambini e le bambine, lavorare però è importantissimo con il collegio docente, per cui con le colleghe e con i colleghi e poi soprattutto, questo in Italia è un po' complesso ma è proprio importante, lavorare con le famiglie e farle entrare all'interno della scuola su questi ragionamenti in modo che poi possano portarli anche nella loro vita quotidiana, perché ci siamo proprio resi conto quanto la stereotipia sia presente in ogni momento della nostra vita e quanto poi influenzi tanto le scelte successive. Perché oggi in questo percorso che abbiamo fatto insieme non l'abbiamo affrontato, ma la stereotipia di genere poi influisce sulle scelte che poi noi facciamo da adulti, le nostre scelte di studio, le nostre scelte lavorative, le nostre scelte anche emotive, affettive e molte altre cose ancora. E per cui a maggior ragione è molto importante riconoscerli e decostruirli.